Beccucci! Non è finita, non disperate. Tra l'altro, Matteo, prima di parlare del tuo lavoro, stavo notando che piace moltissimo alle donne. Cioè, prima sono arrivate... Anche agli uomini. No, beh, giusto, io ho notato più le donne, permettimi, che tra l'altro metti d'accordo mamma e figlia, sono arrivate una mamma e figlia, io non dico quali sono, loro due, e la figlia fa, oddio che figo, e lei è vero, quindi, cioè, è giusto, non c'è neanche, è vero, anche lei. Cosa devo dire? Beato te, cosa devi dire? Cosa devo dire io che invece, vabbè, quella è un'altra storia. Senti Matteo, facciamo i seri, più o meno, e parliamo di questo tuo lavoro, dicevamo 8 cover molto eleganti e molto raffinate. Grazie. Sì, è un lavoro che è stato pensato proprio per essere in questa maniera, cioè per essere elegante, non troppo, fra virgolette, non troppo commerciale, però una cosa ricercata, è un lavoro di arrangiamenti su delle canzoni note che le canzoni belle bisogna stare attenti a non sciuparle, e quindi abbiamo fatto un bel lavoro anche sui testi e tutto. Chiedo una cosa, siete d'accordo? Sì! Perché è il pubblico poi che comanda. Tra l'altro parliamo dei 2 singoli, uno è Ti ritroverò, che peraltro è stato firmato il videoclip da un grande come Gaetano Morbioli, che ha firmato il videoclip di Tiziano Ferro, di Giuseppe Ferri, di tutti i più grandi in pratica, tra cui anche Matteo, e del nuovo singolo che appunto dà il nome all'album, che esce in radio proprio oggi. Io domani sono in radio, domani lo faccio passare, bravo, così bravo, sono coerente. Bravo. Mi raccomando, se no la signora mi viene a picchiare sotto la radio. Sì. La faccio passare, va bene. Security, la bionda, grazie. Dicevamo dei 2 singoli. Dopo gli pago un caffè da intimissimi. Da intimissimo. Che caffè fanno intimissimi? Buono. No, parlavamo di questi singoli. Il primo, tra l'altro, è una cover, ha una storia un po' particolare legata anche a X Factor. Il primo singolo, Sì. Ti troverò, sì, perché il primo, diciamo, la prima canzone che mi ha messo un po' in evidenza X Factor era la seconda puntata, era una canzone di Jim Diamond alla quale io ho rifatto il testo in italiano, che si chiama appunto I Shouldn't Know Better. E Ti troverò è la mia traduzione italiana di I Didn't Know, appunto sempre dei PhD, però Jim Diamond era il cantante dei PhD. Sì, che tra l'altro so che ti ha telefonato, non per Sì, offenderti, ma per farti i complimenti. No, mi ha minacciato, ma a parte quello... No, mi ha fatto anche complimenti di persona, l'ho incontrato a Napoli in occasione del concerto per l'Epifania, mi ha detto che è un mio fan. E io gli ho detto io sono un tuo fan, poi ci siamo baciati, ma è finita lì. Insomma, un amore tra fan, fanesco. Sì. E invece questo nuovo singolo, dicevamo che esce oggi, domani su Radio Belle Monella, passa signore, non si preoccupi, lei al pomeriggio mi ascolti, lo facciamo passare. Che anche questa è una cover che abbiamo ascoltato, tra l'altro è stato proprio il pezzo d'apertura di quest'oggi. Esatto, Cioccolato, Amore e Caffè, è una canzone non di facilissimo ascolto, però Pippo Cavallà è riuscito a dare una chiave di lettura del testo dall'inglese che non era facile, è riuscito a trasmettere quest'ironia, questo mondo un po' di trasgressione, golosità, che sotto Natale ci stava molto bene. È vero, Anche vicino a Pasqua. È vero, anche per Ferragosto, non ti preoccupare. Aspetta, siete d'accordo? Io chiedo, sai, il pubblico ovviamente è colui che comanda, allora io do ancora lo spazio che merita la bellissima voce di Matteo. Tra l'altro io vado a ricordare che il disco che vedete qua nella mia mano sinistra è in vendita sia all'Interspar che ai Media World, e al termine del concerto Matteo si fermerà lì alla banchetto a firmare gli autografi a tutti coloro che lo vorranno. Matteo, hai da fare stasera? Mi sa che è lunga la fila. Sì. Hai da fare? Sì, verso le 8 vorrei andare a cena. Sì. Ecco, in bocca al lupo, per i quali vedo belli agguerriti. Vi lascio subito, quindi andiamo subito alla musica così finiamo prima. No, sto scherzando. Per voi ancora Matteo Beccucci!